Un ingente traffico di cocaina sulla rotta tra Lombardia e Veneto è stato scoperto dalla squadra mobile di Venezia, che ha arrestato due narcotrafficanti di origine magrebina in flagrante e sequestrato 38 kg di droga in totale. Droga destinata ai luoghi della movida, in particolare del litorale. È indubbio che un quantitativo di cocaina così importante era destinato all'intero territorio regionale, quindi era per il mercato veneto, in maniera particolare, visto l'inizio della stagione estiva, alla fascia adriatica sostanzialmente. Gli scambi avvenivano in pieno giorno nei parcheggi di alcuni grossi centri commerciali nell'area tra Piove di Sacco e Chioggia. Privilegiavano i parcheggi antistanti alcuni centri commerciali del territorio padovano e veneziano, nell'ambito dei quali poi concludevano i loro affari illeciti. Il corriere arrivava da Milano con una Porsche e consegnava all'altro sacchi della spesa con pacchi di cocaina pura. Quando sono stati colti in flagrante c'era una borsa con 5 kg di droga e poi, nascosti in un doppio fondo della Porsche, altri 13 kg più 300.000 euro in contanti. Ulteriori indagini hanno permesso di localizzare il punto di partenza della Porsche, un capannone a Milano dove la polizia ha trovato altri 20 kg di cocaina e soldi. Facciamo una stima che è quella che ha come punto di riferimento il mercato attuale, e parliamo di sostanza che poi viene concretamente venduta dopo essere stata lavorata, ma è un volume che può girarsi tranquillamente intorno ai 5 milioni di euro la roba sequestrata.